Un articolato controllo è stato effettuato nello stabilimento produttivo di Laterizzi della ditta Laterizzi Acragas Produzione Srl, sito incontrato Piano Gatta, dai carabinieri della compagnia di Agrigento unitamente a quelli del centro anticrimine natura del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, nell'ambito dei controlli relativi alla normativa ambientale e alla tutela della salute. L'azione nasce a seguito delle costanti verifiche sulle emissioni di fumi prodotti dalle ciminiere dell'impianto che negli ultimi tempi sono state particolarmente evidenti. Nel corso del controllo dei carabinieri sono state rilevate numerose illegittimità nel ciclo di produzione. Tali illegittimità si sostanziano in reati in danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono state altresì rilevate criticità strutturali all'impianto che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Il Centro Carabinieri Anticrimine Natura ha inoltre sequestrato 200 sacchi di un pericoloso materiale di scarto denominato Big Bag, contenenti rifiuti di materiale speciale e molto pericoloso. I carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, congiuntamente al Centro Anticrimine Natura e al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, stanno svolgendo un'ispezione a sorpresa in un'industria per la produzione di latterizzi, al fine di verificarne il corretto ciclo produttivo. Continua l'attività di controllo dell'Arma dei Carabinieri volta a tutelare l'ambiente e gli ambienti di vita. Oggi in particolare abbiamo fatto ingresso a sorpresa presso un impianto di Laterizzi al fine di verificare le emissioni in atmosfera e che queste rispettino i limiti imposti dalla legge. In particolare oggi ci troviamo nel territorio del comune di Agrigento e proseguiranno i controlli in tale ambito.